Favara festeggia ancora l'amore. Lo festeggia oggi con i coniugi Francesco Pullara e Maria Taranto, che, dopo quel fatidico sì pronunciato nel lontano 11 giugno del 1969, oggi festeggiano i loro 50 anni di matrimonio. Nozze d'oro che coronano un meraviglioso sogno lungo oltre mezzo secolo, segno che quando l'amore è sincero, allora è anche per sempre. Allora erano giovani, emozionati, pieni di progetti e speranze per il futuro. Avevano tutta la vita davanti e questa vita hanno deciso di condividerla l'una con l'altro. La coppia col tempo ha visto allargarsi la famiglia. I signori Pullara e Taranto sono felici genitori di 3 figli, Giuseppe, Anna Maria e Vania, che li hanno resi anche fieri nonni di 6 meravigliosi nipoti. Era appunto l'11 giugno del 1969 quando nella chiesa di San Giuseppe Artigiano di Favara si sono scambiati le fedi e le promesse. Promesse che oggi, a distanza di 50 anni, rinnovano nella stessa chiesa. Passano gli anni, si cresce insieme, si condividono gioie e sfide e si resta sempre più uniti. Questo porta il matrimonio e questo, con le nozze d'oro, dimostrano Francesco Pullara e Maria Taranto. Alla coppia vanno i migliori auguri degli amici, della famiglia, dei parenti e dei cari. A questi si aggiungono anche quelli di Sicilia TV.